cui siamo qui questa sera è per presentare un libro. Il libro ha un titolo molto evocativo e lo dicevamo prima che il titolo è importantissimo del libro perché suscita la curiosità e fa diciamo, prevedere quello che poi uno troverà all'interno delle pagine. Il titolo è Prima di andare, Francesco Campanella. La voce narrante è ormai non si dice più vecchio, non più giovane, ecco, diciamo così perché la parola vecchio non si dice più, e va verso una fine annunciata che però vive serenamente, come lui stesso dice proprio nelle pagine del libro, e parla della sua vita, dei suoi trascorsi con dei flashback. Ecco, io li amo moltissimo perché nel mente diciamo, hai il presente, leggi il presente, il ritornare a momenti passati è una cosa secondo me bellissima, una delle cose più belle appunto del romanzo. E questi momenti sono ovviamente alcuni allegri, gioiosi, sereni, altri invece come nella vita, il bene e il male, come dicevano i greci, invece un po' più tristi, un po' più melancolici. E del resto la stessa Fallaci diceva questo: sono troppo convinta che la vita sia bella anche quando è brutta, che nascere sia il miracolo dei miracoli, vivere il regalo dei regali, anche se si tratta di un regalo molto complicato, molto faticoso e a volte doloroso. Quindi una frase della Fallaci che si adatta moltissimo al libro. Ho voluto definirlo un romanzo psicologico, un po' alzando il tiro a Manzoni, facendo riferimento a Manzoni, una storia di una persona qualunque, l'uomo comune, un ragazzo comune che poi diventa adulto, cresce, fa delle avventure, vive delle situazioni. E questo libro inizia in questo modo, in realtà sono due in uno questi libri, ne prendi due paghi uno, come nelle offerte, cioè il Black Friday, quindi lo sconto. Quindi è una prima parte in cui il lettore, nella quale il lettore viene quasi tirato piano piano dentro con questo racconto, con queste vicende, riflessioni, vicende di vita, di una persona qualunque, potremmo dire. E quindi mentre leggi il libro se ti incuriosisci, vai a capire cosa succede, ogni tanto c'è una riflessione, ogni tanto c'è, diciamo prima, un ritorno, un gioco nel tempo, avanti e indietro. E poi a un certo punto il libro si divide, no? riparte un secondo libro, cioè, come nel film di Benigni dove La vita è bella, sembrano due film messi insieme, no? La prima parte gioiosa, allegra, così di vita quotidiana, e poi c'è tutto il dramma dietro, sapete, insomma, del nazismo, eccetera. Qui un po' al contrario, parte più con qualcosa un po' più duro all'inizio e poi invece chiude bene, quindi è piacevole, chiude con una interpretazione ottimistica, ecco.